Adesso io lavoro alla Pavoncella, loro mentre invece stanno lavorando sui mezzi rosoni che vanno a ricoprire il giro della mostra. E niente, qui il lavoro va un po' a gradi perché ha un senso iniziare in un certo modo per poter poi proseguire il lavoro. Questi disegni sono stati ripresi naturalmente da cassapanche antiche, quindi sono tutti disegni originali. Ed è quasi bizantineggiante perché vediamo che non ha delle particolarità diciamo in rilievo, cioè in senso plastico, cosa mentre invece che noi abbiamo anche l'altra tipologia della cassapanca che è quella di Surgese che ha avuto influenze esterne. Difatti vediamo direttamente molti motivi plastici aggettanti, cosa che non troviamo mai nella cassapanca invece barbaricina, che è rimasta più intatta nel tempo. La cassapanca in molti casi barbaricina veniva molto prodotta in quelle zone in quanto ricche in vegetazione di castagnetti, perché diciamo quasi la cassapanca, perché la cassapanca dobbiamo ricordarci che forse era una delle caratteristiche che portava influenze. Penso molto antiche, perché vediamo anche dei motivi ricorrenti, li troviamo anche all'età anche fenicia e senz'altro potrebbero essere dei motivi anche che provenivano dall'esterno, ma dall'esterno molto remoto, molto antico, o più recenti, cioè possiamo dire perché hanno avuto anche influenze spagnole, non soltanto spagnole, ma anche pisane, ma diciamo. Allora io quando cerco di prendere, lavorare, modellare l'argilla per riuscire a soddisfare ciò che è la mia passione, cioè non parto da un principio in cui sapere cosa devo fare. Prendo prima il blocco dell'argilla e poi dopo piano piano ne viene fuori ciò che voglio, ciò che vedo dentro. Piano piano riesco a ottenere delle forme che mi facendo poi riesco a dare una forma che può spiegarmi a qualche cosa. Però giustamente non parto mai con un progetto.